Continuiamo la nostra rassegna di bellezza qui a Miss Topolini con l'aspirante Miss numero 48. 48, nome e cognome, mia cara. Giusy Alessandra Andaloro. Oh, che bel nome lungo che hai, no? Sembra un nome un po' da nobile. Non so se te l'hanno mai detto. No. Magari, va bene. Allora, raccontaci un po' di te. Sei una ragazza molto alla moda, molto in forma. Insomma, sono proprio curioso di sapere qualcosa più di te. Quindi raccontami tutto quello che ti passa in mente. Dove sei, il tuo sogno nel cassetto, colore preferito, film preferito. Sono mamma da poco, ho una figlia di 9 mesi. Bellissimo, io ho avuto modo di vederla e sarà la mascotte della sesta edizione di Miss Topolini, Angelina. Sì. Attualmente lavoro, a settembre tornerò a scuola, poi vorrei andare all'università. Brava. E poi sogno nel cassetto così da assolutamente realizzare qual è? Diventare indipendente sotto tutti i punti di vista. Insomma, con i piedi per un sogno, con i piedi per terra. Bello, ti auguro, sicuramente è un sogno che riuscirai a realizzare. Bene, come mai ti sei iscritta a Miss Topolini? Perché ti vuoi mettere in gioco? Sì, così per gioco, per divertimento e vediamo come va a finire. Bene, hai fatto benissimo, ottimo, è sempre un concorso che ti permette di mettersi in gioco anche di fronte a un pubblico numeroso. Bene, quella è la telecamera, io ti auguro in bocca al lupo, se vuoi fare saluti e dire qualcosa puoi fare quello che vuoi. Saluto la mia mamma, i miei amici e la mia bambina che è lì. Un bacione in bocca al lupo. Crepi.